essere. Vicenda FAS. Con una lettera inviata al premier Gentiloni e ai ministri Galletti e Lorenzini, il governatore Zaia chiede la deliberazione dello stato di emergenza con poteri commissariali. Referendum per l'autonomia del Veneto. Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso che era stato presentato contro la consultazione popolare prevista il 22 ottobre. Tragedia sulla strada la scorsa notte trichiana, 2 auto si sono scontrate, drammatico il bilancio, un uomo ha perso la vita, altre 3 persone sono rimaste ferite. L'ombra di un debito legato alla droga dietro la sanguinosa sparatoria di Bagnoli, oggi in carcere l'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore arrestato. Sempre più incandescente il clima politico a Padova, il sindaco Giordani non è presente durante le interrogazioni in Consiglio Comunale, l'opposizione lascia l'aula e dice impossibile parlare di ospedale con chi non c'è. Controllo elettronico dei richiedenti asilo per garantire la sicurezza e presidio del territorio, la proposta che non mancherà di far discutere del sindaco di Rovigo Bergamin. Una sorta di roulette russa, la nuova moda tra gli adolescenti che si gettano tra le auto in corsa per immortalare la scena con un selfie tra gli abitanti di Costa Bissara è allarme. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Dunque cominciamo, avete sentito ancora dalla vicenda FAS, ieri fissati i limiti, il commento del Ministro per l'Ambiente Galletti che era qui in Veneto. Ora arriva la richiesta al Governo dello stato di emergenza. Vediamo. Nuovo capitolo nella vicenda FAS in Veneto. Solo ieri il governatore Zaia aveva annunciato che la nostra regione sarà la sola ad avere dei limiti di legge, con una regolamentazione tra le più restrittive d'Europa. Oggi la notizia della lettera che il Presidente del Veneto ha inviato al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e ai Ministri della Salute Lorenzin e all'Ambiente Galletti, nella quale chiede la deliberazione dello stato di emergenza con poteri commissariali. Nella missiva inviata il 19 settembre, il giorno successivo alla nota del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute che respingeva la richiesta della Regione Veneto di fissare limiti nazionali per l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, Zaia chiede la riduzione dei limiti a livello nazionale e lo sblocco dei fondi statali, 80 milioni di euro, necessari alla realizzazione di nuovi acquedotti che permettano di portare acqua di buona qualità nelle zone colpite. Il documento è stato reso noto oggi dallo stesso governatore che ha spiegato come la situazione che si è delineata dai dati recentemente acquisiti può essere affrontata solo con mezzi e poteri straordinari. E intanto il Tribunale di Venezia ha respinto i ricorsi contro il referendum per l'autonomia. Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso contro il referendum sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre, presentato in qualità di semplici cittadini da Dino Bertocco e Marcello Degni, vicini al Partito Democratico. Dopo il TAR del Veneto, anche il giudice ordinario ha smontato gli argomenti che volevano il quesito troppo generico per garantire una corretta espressione della volontà dell'elettore. Nel provvedimento firmato dal giudice Silvia Barison si cita la sentenza della Corte Costituzionale che già aveva chiarito la legittimità del quesito, puntualizzando che le forme di autonomia a cui si riferisce sono quelle contenute negli articoli 116 e 117 della Costituzione. Anche l'ultimo ostacolo legale al voto di ottobre è stato dunque rimosso e niente potrà impedire ai cittadini veneti di votare sulla propria autonomia. Un altro incidente mortale dopo quello che vi avevamo raccontato negli ultimi giorni, ancora la vittima è un ventenne, accaduto una notte a Trichiana nel Bellunese. Un'altra giovanissima vita spezzata sulla strada, stavolta nel Bellunese, a Trichiana, dove nello scontro frontale tra 2 auto è morto un ventenne di Alano di Piave, Carmine Manzo, nato in provincia di Treviso. Un quarto d'ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e 5 uomini nella frazione Cavassico inferiore per lo scontro tra 2 vetture. Tragico il bilancio, con un morto e 3 feriti, tutti molto giovani. Le 2 auto coinvolte sono una Fiat Punto e una Mini. Una delle 2 auto non si sarebbe fermata allo stop, sarebbe la Punto che si sarebbe quindi scontrata con la Mini che procedeva sulla strada regionale. I pompieri intervenuti da Belluno hanno messo in sicurezza le 2 macchine ed estratto insieme ai paramedici del SUEM 118 i 3 feriti che sono stati stabilizzati e portati in ospedale. 2 sono stati ricoverati a Belluno, 1 a Feltre. Purtroppo il medico, nonostante i soccorsi, ha dovuto constatare la morte del giovane ventenne. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono
sono terminate all'alba. E poi l'incidente che è costato la vita a 2 persone, ricorderete a Pederobba l'altra notte sono state fissate le date dei funerali. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 nella pieve di Sant'Eulalia di Borso del Grappa i funerali di Vanni Bresolin, il falegname di 47 anni morto domenica notte nel terribile schianto lungo la Feltrina a Pederobba, in cui ha perso la vita anche il 20enne di Postioma di paese Thomas Morandin, geometra nell'impresa del padre Bertillo. Per Thomas l'ultimo saluto nella chiesa di Postioma è fissato per venerdì pomeriggio. Una tragedia che ha colpito 2 famiglie, la cui dinamica è tuttora al vaglio della Polizia Stradale di Castelfranco. Le 2 auto, una Fiat Punto e una Peugeot 308, si sono scontrate frontalmente all'altezza di una curva. Chi dei 2 abbia invaso l'altra corsia o se entrambe le vetture viaggiassero verso il centrostrada non è ancora dato saperlo. In quel tratto il limite è di 90 km all'ora. Le 2 macchine, distrutte nell'impatto, procedevano certamente a velocità sostenuta ma non eccessiva. Il contachilometri della Peugeot si è fermato sui 70 all'ora. Di chiunque sia la responsabilità, Vanni e Thomas non ci sono più. Il ragazzo, diplomato all'Einaudi di Montebelluna, rientrava da casa della fidanzata domenica. Lascia i genitori, 2 fratelli e una sorellina. Bresolin, vice capogruppo degli Alpini di Borso, era un generoso, attivo nel volontariato. Non a caso il sindaco Flavio Dallagnol è voluto andare sul posto l'altra notte, sconvolto dalla perdita del compaesano e amico che lascia la madre e le sorelle. L'ombra di un debito legato alla droga invece dietro la sparatoria in quell'azienda a Bagnoli nel Padovano. Oggi in carcere l'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore arrestato. Un mancato pagamento legato a un traffico di droga è una delle piste su cui si stanno muovendo procure e carabinieri che stanno cercando di far luce sulla drammatica sparatoria all'interno della LB Allia di Bagnoli di Sopra, costata la vita a Francesco Mazzei, 38 anni, calabrese. Alle 10 in carcere è stato sentito Benedetto Allia, l'imprenditore di origini siciliane, arrestato con l'accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. Sono le 11 di sabato scorso quando nel capannone Benedetto Allia attende l'arrivo di un ex dipendente, il marocchino Yassin Lenfadel, Vincenzo per tutti, con lui anche Mazzei. La lite furibonda finisce nel sangue. Vincenzo avrebbe ferito l'imprenditore con un coltello, Allia, imbracciato un fucile da caccia, spara 4 colpi. Muore sul colpo Francesco Mazzei, riesce a fuggire e dare l'allarme Yassin Lenfadel. Ricoverato in ospedale a Padova, le sue condizioni sono in via di miglioramento, tanto che potrebbe essere sentito nelle prossime ore dai carabinieri che stanno cercando di fare chiarezza sul movente, muovendosi nella selva di piccole aziende intestate dal Lia figlio e al padre in carcere per un fatto di sangue. Preoccupazione anche a Bagnoli, dove la fabbrica è chiusa e i 12 dipendenti attendono di conoscere la loro sorte. Tragedia sfiorata questa mattina all'Arena di Verona, dove un operaio romeno di 46 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro. L'uomo impegnato nello smontaggio delle scenografie e del palco dopo la conclusione del Festival Lirico e della stagione dei concerti è stato colpito all'orecchio da una palanca che un collega di lavoro stava movimentando con un muletto. Nello sbilanciamento il materiale è finito addosso all'uomo che, cercando di evitarlo, ha perso il casco di protezione che si adotta per sicurezza in tutti i cantieri, come sapete. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Borgo Trento, ma le sue condizioni non sono gravi per i rilievi intervenuti polizia e Spisal dell'ULSS Scaligera. E si è dovuta arrendere alla malattia a Spresiano, nel Trevigiano, una bimba di appena 7 anni. Si è spenta a soli 7 anni e per quasi tutto il tempo della sua vita ha dovuto convivere con una gravissima malattia alla quale alla fine ha dovuto arrendersi, senza mai perdere la sua allegria, senza mai far pesare ai genitori la sofferenza. Dolore e speranza nella storia della piccola Silvia Granzotto, la bimba di Spresiano che si è spenta lunedì con accanto mamma e papà. Giampaolo e Deborah, che di lei ora dicono in questi anni non si è mai arresa e ha affrontato i vari interventi a cui è stata sottoposta sempre con il sorriso. E questo malgrado il continuo via vai dal reparto di pediatria del Cafoncello, le terapie, i ricoveri. A Spresiano grande cordoglio e la vicinanza a una famiglia molto conosciuta e della quale in tanti hanno condiviso il lungo, faticoso percorso compiuto nella speranza che il male non prevalesse. Domani alle 20 nella chiesa parrocchiale di Spresiano verrà recitato il rosario. Giovedì alle 15:30 nella stessa chiesa si terranno i funerali di Silvia con eventuali offerte destinate al reparto di pediatria del Cafoncello. E poi l'inchiesta sui concorsi truccati all'interno dell'università, vediamo le novità da Venezia.
Raccomandazioni universitarie in cambio di cattedre, si difende il professore di Ca' Foscari Loris Tosi. Non ho mai raccomandato nessuno, dice il docente ordinario di diritto tributario. Si dichiara dunque completamente innocente a fronte dell'accusa di aver partecipato ad uno scambio complessivo con alcuni commissari. Di fatto è uno dei 22 professori interdetti da diverse università d'Italia dall'insegnamento per i prossimi 12 mesi, così come disposto dalla Procura di Firenze. Non potrà fare lezioni, esami e seguire i lavori di tesi. Nell'ambito dell'operazione sono stati eseguiti complessivamente 29 provvedimenti cautelari nei confronti di docenti universitari per reati di corruzione, con 7 docenti agli arresti domiciliari. Il docente veneziano, noto tributarista tra le altre cose, già facente parte del contesto delle banche venete dei cosiddetti grandi soci di Veneto Banca. E poi a Padova, dove ieri il rettore dell'Università Rosario Rizzuto era in comune per spiegare al sindaco i vari progetti, nuovo ospedale, caserma Piave, e il magnifico rettore però ha parlato anche dell'indagine che riguarda un docente. Vediamo. Con corsi truccati c'è anche un docente del BOC che è stato interdetto dall'insegnamento per un anno. Sì, ho ricevuto anch'io l'informazione e io voglio essere molto chiaro. Da una parte aspettiamo l'esito delle indagini, assumiamo come sempre la presunzione di innocenza, se sarà colpevole ne risponderà e ne risponderà nelle sedi penali come da inchiesta. Ma nello stesso tempo io voglio dire che questa università è un'università che raggiunge i livelli scientifici, la qualità che tutti conosciamo, perché all'università i concorsi sono fatti correttamente, la gente che vince è gente brava, altrimenti non otterremo i risultati che otteniamo. Lo avete intravisto dietro al rettore Rizzuto, il sindaco di Padova Giordani, che non era presente però in consiglio ieri sera durante le interrogazioni, e quindi l'opposizione ha lasciato l'aula dicendo impossibile parlare di ospedale con chi non c'è. Un'altra seduta del Consiglio Comunale ad alta tensione, scintille tra la maggioranza e minoranza sul tema del nuovo ospedale. La discussione scoppia quando tutta l'opposizione, ad eccezione del consigliere comunale 5 Stelle Simone Borile, decide di lasciare l'aula, data l'assenza del sindaco Giordani che non era presente durante la fase delle interrogazioni. Impossibile discutere le mozioni da loro presentate, in primis quella del nuovo ospedale, dicono, e così tutti i consiglieri d'opposizione si alzano e se ne vanno. Bitonci, prima di uscire, ha inoltre chiesto audizioni in Consiglio Comunale degli enti chiamati a firmare l'accordo di programma per il nuovo ospedale. Ha invitato quindi il governatore Luca Zaia, il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flora e il rettore dell'università a parlare del nuovo ospedale in Consiglio. E poi la proposta che rischia già di scatenare una serie di polemiche che arriva dal sindaco di Rovigo Bergamin, braccialetto elettronico per i migranti. Controllo elettronico dei profughi per garantire più sicurezza e presidio del territorio. E questa è la proposta che non mancherà di suscitare polemiche del sindaco di Rovigo, Massimo Bergamin. Una decisione che nasce dopo gli ultimi episodi di cronaca, spiega il Primo Cittadino, da Rimini a Roma a Rovigo, che dimostrano ancora una volta quanto sia disorganizzato il sistema politico-burocratico italiano per quanto riguarda la gestione dei clandestini richiedenti asilo. Reputo opportuno, continua Bergamin, che i richiedenti asilo vengano costantemente monitorati in quello che fanno di giorno e di notte e nel contempo rimanga traccia dei loro spostamenti. Non si tratta di limitare la libertà di circolazione o di espressione, ma di operare un controllo maggiore alla luce di molte notizie. Propongo quindi, spiega ancora il sindaco di Rovigo, che chi è ospitato nei nostri territori venga controllato giorno e notte con strumenti elettronici che consentano alle forze dell'ordine di rintracciarlo in tempo reale e nel caso di problemi di ordine pubblico venga opportunamente sanzionato e punito con il rimpatrio nel paese di provenienza. I cosi, sottolinea Bergamin, dovranno essere inclusi nei budget messi a disposizione per la cosiddetta accoglienza. Con questo, conclude il sindaco, non viene meno la fiducia nelle cooperative che operano seriamente, ma chi ha delle opportunità nel nostro paese deve rispettare le regole senza se e senza ma. La mia visione va oltre le strumentalizzazioni politiche e si occupa della sicurezza dei cittadini e del rispetto della legalità. Intanto da possibile hub per migranti a campo di calcio, ecco come è cambiato in un anno il destino dell'ex caserma di Abano Terme, il Primo Rock.
Giusto un anno fa andava in scena la maestosa fiaccolata per dire no alla realizzazione di un hub per l'accoglienza dei profughi all'interno dell'ex caserma dismessa del Primo Rock nel quartiere di Giarre ad Abano. Comitati di residenti e politici avevano dato vita ad un presidio permanente. Ora il Primo Rock potrebbe diventare un impianto sportivo. Dai prossimi mesi, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Abano, Giarre avrà a disposizione un nuovo campo da calcio che verrà realizzato proprio all'interno del Primo Rock. La convenzione sarà annuale ed è prevista nell'accordo raggiunto tra la prefettura, il comune e la società sportiva. E poi lo raccontavamo nei titoli, questa nuova moda che fa molta paura, cioè i selfie di corsa mentre si passa tra le auto, sarebbe una delle mode che sta allarmando Costa Bissara. Intanto ci colleghiamo dunque in diretta con Vanessa Manzato che ci dice di più. Vanessa. Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza. La moda dei selfie ad alto rischio si diffonde rapidamente tra gli adolescenti. L'ultima trovata, il selfie in mezzo a una strada mentre stanno arrivando le auto, magari ad alta velocità. Una sorta di roulette russa ripresa attimo per attimo, non importa quali possano essere le conseguenze. In più occasioni alcuni residenti a Costa Bissara hanno notato un gruppetto di 14enni che si buttavano letteralmente in mezzo alla strada, fermavano le macchine di passaggio, bloccata l'auto si facevano la foto trofeo, per poi allontanarsi, aspettare il passaggio di un nuovo veicolo, sperando che il conducente riesca ad accorgersi in tempo di loro e a frenare in tempo. Basta una distrazione, infatti, quello che i ragazzotti chiamano gioco si trasformerebbe in tragedia. È accaduto, dicevamo, a Costa Bissara, ma sembra che anche a Creazzo si sia verificato lo stesso copione, soprattutto in orario serale. Parola d'ordine, selfie estremo, che non ha nulla a che vedere con ragazzata, perché qui in gioco c'è la vita di giovani poco più che bambini. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Manzato da Vicenza, ulteriori aggiornamenti a partire dalle 18:30 con il nostro telegiornale del Veneto. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi altre notizie, vi aspettiamo. Torniamo in diretta con la nostra prima edizione, dunque, di Autonomia. Abbiamo parlato ieri sera a 20:10, ospite il democratico Pelloni e il parlamentare, l'onorevole di Forza Italia, Roberto Caon. Anche con un numero certo sarà molto difficile trattare certe competenze. Questo però è svuota anche di significato allora il referendum, però. Perché lo Stato centrale farà di tutto per non mollare determinate deleghe. Insomma, è classico, cioè il castello cerca di tenersi tutto, perché se comincia a mollare non è più un castello importante. Ecco. E questa è Roma. Sempre avuto questo problema, non è che lo inventiamo oggi o lo inventiamo domani o che lo porto io. Adesso Roma è ancora più, diciamo così, più ristretta, perché certe deleghe gliele vengono levate dall'Europa. Non sarà facile neanche dopo. Ma certo non sarà facile neanche dopo, perché Zaia, negli ultimi anni Zaia è stato al governo, è stato ministro, Galan è stato al governo, è stato ministro, e sono gli ultimi due governatori di questa regione. Sono stati ministri, hanno governato per degli anni il paese e questa autonomia non l'hanno realizzata. Adesso vediamo cosa gli regaliamo, questi 15 milioni di euro, vediamo come vada a finire. Io penso che sia uno svilimento del senso di democrazia, che per un mero calcolo di potere contrattuale si chiami un popolo veneto al voto, quando questo mandato il presidente Zaia ce l'aveva già per contrattare. Torniamo adesso a parlare di settore lattiero-caseario. Abbiamo approfondito nelle scorse ore, poi così come lo vedremo anche nella nostra rubrica Agricoltura curata da Lucio Zanato in onda il sabato. Se i nostri formaggi vedono l'uscita dalla crisi, un nuovo allarme invece arriva dagli allevamenti che continuano a chiudere. L'anno scorso era crisi nera, quest'anno si vede qualche spiraglio di novità, di benessere economico e quant'altro. Anche il Latte Veneto vede la ripresa, e questa è la buona notizia che arriva da Piazzola sul Brenta, dove lo scorso fine settimana si è rinnovata per la 13ª volta l'esposizione Casius Veneti. 109 formaggi da 78 caseifici hanno dimostrato come i nostri prodotti non solo non abbiano lasciato spazio alla concorrenza, ma anzi siano motivo per molte aziende di accettare le sfide del mercato. Abbiamo sempre più persone che vogliono venire a vendere, il 70% del nostro latte che viene trasformato in DOP, oltre il 24% che viene trasformato a prodotti di pregio, quindi
il latte veneto va trasformato in formaggio, non come fanno gli altri che producono latte in polvere, che producono prodotti massivi, massali. 37 le medaglie d'oro assegnate dalla giuria ad altrettante lavorazioni, mentre il primo premio per i formaggi freschi è per il Monte Veronese di Erbazzo, quello per i formaggi stagionati al Piave di Busche. Una manifestazione per ribadire l'importanza della qualità a tavola garantita solo da una filiera certa e certificata. Un esempio vincente da tempo è quello del grana padano, per il quale viene lavorato metà del latte veneto. È il prodotto DOP più esportato al mondo, ormai abbiamo raggiunto il 40%, naturalmente il paese principe per consumo di grana padano è la Germania, ma poi andiamo molto forte anche di là dall'oceano, Stati Uniti, Canada. Ma non è l'unico fronte su cui investire per dare futuro a questo settore. Preoccupante il mancato ricambio generazionale negli allevamenti, che continuano a chiudere inesorabilmente se non ci saranno incentivi. Chiudevano produttori da un quintale, 2, 40 litri, 50 litri, no? Erano degli hobbisti. Ma quando adesso chiudono stalle da 10, 20 quintali, 30 quintali si capisce che non sono più hobbisti, sono veramente degli allevamenti strutturati che vanno a chiudere. E la preoccupazione è molta e noi ci domandiamo, e bisogna domandare all'opinione pubblica, servono le stalle? Ora vi ricordo, lo dico ad antenna, la nostra iniziativa per trovare insieme a voi una soluzione a problemi per i quali non trovate sbocco da soli, quindi redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, un sms o foto, potete mandare WhatsApp al 351 1755 340, utilizzatelo appunto anche per segnalare e mandare queste foto video di problemi sotto casa nel vostro quartiere. E ora gli ospiti delle trasmissioni di oggi, tra pochissimo c'è ore 13 insieme a Francesca Bozza, si parlerà di alimentazione sana, dei controlli che vengono fatti sui prodotti che finiscono sulle nostre tavole. In studio ci saranno il dottor Luca Sborgiò, che è direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, il dottor Piero Vio, direttore dei servizi veterinari dell'area B dell'ULSS 3, la dottoressa Marianna Elisa, che è dirigente biologo sempre all'ULSS 3. Questa sera invece a 20:10 avremo ospite l'esperto di comunicazione e marketing Frank Merenda. È tutto per questa edizione, la nostra prima edizione. Adesso le previsioni meteo insieme ad Alice Montagnier, ci rivediamo a partire dalle 18:30. Buona giornata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, tempo stabile sulle nostre regioni dove sarà il sole a prevalere. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto splendida giornata soleggiata ovunque, non sono attese precipitazioni degne di nota, cielo poco nuvoloso su tutti i settori. Diamo uno sguardo anche alle temperature che risultano essere più o meno stazionarie, le massime saranno comprese tra 19 e 22 gradi, i valori minimi tra 12 e 14 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo una bella giornata di sole su tutta la regione, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra i 12 e i 13 gradi, massime sui 19 e 21 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Prevediamo soltanto isolati acquazzoni pomeridiani sui confini alpini più occidentali. Vediamo anche le temperature, le minime si attesteranno intorno agli 11-12 gradi, massime sui 22-25 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, arrivederci.